Luigi Maccaferri, presidente di Coprobi Italia, la più grande cooperativa di produttori di barbabietole da zucchero. Siamo nel pieno della campagna. Quali sono i dati che emergono da questa campagna 2025? Intanto siamo l'unica cooperativa, l'unica filiera ancora in vita dello zucchero italiano. Siamo orgogliosi di questo e lavoriamo per migliorarci, per migliorare il nostro prodotto e per migliorare le rese in campagna. Quest'anno siamo al Giro di Boa, abbiamo da poco passato il Giro di Boa, abbiamo già qualche dato. I dati sono decisamente positivi in miglioramento rispetto all'anno scorso. Ci ritroviamo di fronte ad un'annata tendenzialmente nella media degli ultimi 7-8 anni per quel che riguarda Coprobi Italia Zuccheri, quindi si è ritornati su dei valori tendenzialmente nella media. All'interno di questa media vediamo benissimo delle produzioni veramente importanti. Erano già anni che non vedevamo produzioni così importanti e parallelamente vediamo anche delle produzioni non eccezionali. Però il dato significativo è che tendenzialmente chi è riuscito a lavorare bene i terreni, che è riuscito a preparare bene i terreni, a seminare presto è gennaio, febbraio, i primi di marzo, le produzioni quest'anno sono veramente importanti. Purtroppo la stagione, la primavera, che si è abbinata ad un inverno particolarmente piovoso un po' in tutta l'area, in tutto il nostro comprensorio, quindi dalle Marche fino all'Alto Friuli, ha portato delle difficoltà della semina, ha portato a seminare in momenti diversi, quindi arrivando fino in aprile, e laddove i terreni hanno sofferto magari dei ristagni idrici, ecco che le difficoltà vengono poi riflesse su quello che è il prodotto. Quindi ci dà degli stimoli, degli spunti interessanti per poter ricercare, investire sul futuro e dare un messaggio chiaro agli agricoltori: preparate il terreno presto e seminate presto, perché oggi abbiamo visto delle produzioni, vi dico dei numeri, anche di 12,5 tonnellate, saccarosa per etto per gli anni 90 tonnellate con dei 15 di polarizzazione già ai primi di agosto. Quindi la bietola, nonostante il ciclo tendenzialmente corto rispetto al nord Europa, riesce a fare veramente una produzione importante. Per contro abbiamo lavorato molto sul discorso della protezione delle piante e quindi anche avere un apparato fogliare sano, coprendo la patologia della cercospora nei tempi giusti, con i prodotti giusti, senza andare a aggravare ulteriormente i costi dei produttori, perché comunque i trattamenti fatti erano sempre quelli, li abbiamo solo posizionati meglio. Ci siamo portati un apparato fogliare sano fino alla raccolta. Oggi le bietole le vediamo che tendenzialmente stanno mollando, quindi la cercospora sta prendendo il sopravvento, ma è questione di 15-20 giorni che la campagna finirà, quindi è abbastanza normale. Ci ritroviamo una polarizzazione delle due fabbriche che su Minerbio sta reggendo. Pontelongo tendenzialmente, non dico che sta crescendo, però tendenzialmente rimane stabile o con qualche 0, in più. E questo è un dato molto significativo, perché generalmente, storicamente, la polarizzazione partiva abbastanza alta, poi era una curva abbastanza costante in declino. Invece qui ci troviamo 10-15 giorni di polarizzazione stabile. Su Pontelongo tendenzialmente è cresciuto un po'. Questo vuol dire che anche durante l'estate, nonostante il caldo, la bietola, laddove sana, riesce comunque a sopravvivere e a portare a casa un risultato positivo.